Quante volte siamo saliti in cima al Colle di San Gallo, a Soligo, per osservare uno dei migliori panorami sul quartiere del Piave. Da quassù, nelle giornate limpide, il nostro sguardo arriva fino ai Colli Euganei e non è raro vedere qualche nave da crociera che entra a Venezia. L'hanno scelto proprio bene questo sito i popoli antichi. L'attuale chiesetta risale al Cinquecento ed è stata eretta sulle rovine di un precedente castello distrutto nel 1378, che fu prima della famiglia da Soligo, poi dei da Camino. San Gallo, un santo assai raro dalle nostre parti, molto diffuso in Svizzera. A cosa si deve questa inusuale intitolazione? La risposta arriva da un fraticello di nome Egidio, che nel 1430 si trasferì da queste parti dopo aver vissuto parecchi anni in Svizzera e in Lombardia. Portò con sé il culto di San Gallo, ma anche un gruppo di amici che lo seguirono ben volentieri con l'idea di creare una piccola comunità ai piedi del Colle. Nacque quindi il cognome Vietzer, tipico dell'area solighese, che se ci pensate bene è una storpiatura di svizzero. Pellegrinaggi che portano santi e cognomi, ve ne sono molti di questi casi. Rusalem significa Jerusalem, ovvero chi tornava da Gerusalemme, così come Palmieri si riferisce alla palma in Terra Santa. A San Gallo vi è anche un'altra curiosità, nota come Achor-la-Son. In passato qui venivano portati i bambini irrequieti, che non riuscivano ad addormentarsi alla sera. Si estraeva una scaglietta di legno dalla Crosse de la Son, posta all'inizio del viale di cipressi, e la si metteva sotto al cuscino. A quanto pare funzionava, perché la croce negli anni fu ricostruita diverse volte, erosa dalla continua asportazione dei fedeli. Se avete voglia, quando in pianura c'è nebbia, oppure semplicemente per staccare dallo stress quotidiano, salite qui a San Gallo, contemplate il panorama e osservate gli angoli della croce. Ci sono ancora questi segni. Evidentemente a fondovalle c'è ancora qualche bimbo capriccioso. Al tempo della quarantena ognuno di noi si è inventato qualcosa pur di passare il tempo. Chi si è improvvisato cuoco, chi ha tagliato l'erba. Io ho pensato di riscoprire un po' tutte le storie che ho raccolto nella stesura dei miei libri sulle Prealpi. Storie legate alla geologia, legate alle curiosità popolari, alle leggende, alla Grande Guerra, ai pellegrini. E quindi ho raccolto tutta una serie di racconti che venivano pubblicati alla mattina sui canali social. Vedevo un certo seguito e il giorno di Pasqua ho pensato di pubblicare tutti questi racconti. Inizialmente pensavo che fossero soltanto una decina di racconti, quindi una breve quarantena. In realtà alla fine siamo arrivati a ben 53 puntate ogni giorno raccontate a proposito di queste curiosità. Quindi alla fine ho pensato di fare un libro che verrà pubblicato a breve, si chiamerà La Stecca Prealpina. La Stecca Prealpina richiama la Stecca della Naia, che era una sorta di conto alla rovescia per far passare il tempo dell'anno del militare, e quindi una stecca legata alla quarantena. Ci sono tante belle curiosità, una di queste è stata raccontata qui a San Gallo, un posto meraviglioso che è legato appunto al transito dei pellegrini che hanno caratterizzato la nostra storia.